l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 24 di maggio dell'anno del Signore 2025, l'esercito marciava per raggiungere la frontiera e far contro il nemico una barriera, viva l'Italia! Bene, ma viva l'Alfa Romeo, che è uno dei grandi simboli dell'Italia. È tornato a trovarci un ospite in musica, eccolo qua, il nostro professore di trombone, caro Francesco Verzillo, bentornato tu e la tua splendida Giulia, come state? Tutto bene, grazie caro Antonino, sono molto contento di essere di nuovo qui con voi e mando naturalmente un saluto a tutti i radioascoltatori e in particolare agli alfisti. Com'è andata questa settimana alfistica? Ieri sera mi dicevi che eri di ritorno al Basso Piemonte. Sì, per commissioni, spese varie, quindi diciamo proprio una metà tra gita di piacere e cose utili da fare, però con l'Alfa, la mia Giulia 2000 turbo benzina è sempre un piacere, a volte anche insomma iniziare qualsiasi attività anche alla mattina lavorativa eccetera e saltare sopra il mezzo, diciamo, preferito da noi amanti dell'Alfa, ti cambia la giornata, ecco, in meglio naturalmente. Molto bene, allora senti, mentre io intanto dico buon lavoro, auguro buon lavoro alla nostra Sveva in questo sabato mattina, vorrei farti vedere un po' d'attualità. Sveva, io attivo la condivisione dello schermo perché lo voglio fare vedere a chi ci sta seguendo anche sul canale 252 del Digitale Terrestre o sul canale Twitch, YouTube, noccioline, caramelle e quant'altro. Ecco, questi sono i nostri amici del Garage Gasparri, in quel di via San Bernardino al 111, in quel di Legnano, che hanno appena rinnovato tutto quello che c'è in officina, per cui se avete voglia di essere loro graditi ospiti vi potete andare anche ad ascoltare il Garage dell'Alfista. Ora vi faccio vedere un po' di cose che hanno fatto in quel di Legnano. C'è anche la mascotte Kiki, vedete, in braccio a Sara Biaggi, quello con la maglia rossa in piedi è Alfio Biaggi, accanto c'è suo fratello Tullio. Questi due eleganti primari dell'Alfa Romeo sono quelli che hanno resuscitato la 166, se no era cadavere già da un pezzo. Quelli sotto sono ovviamente i ragazzi che lavorano con loro, validissimi collaboratori. Vi faccio vedere, visto che sono i dettagli a fare la differenza, vi faccio vedere un po' che cosa hanno sistemato in officina. Vabbè, i girasoli questi li prendiamo per buon augurio pure noi. Andiamo a vedere un po', questa è l'area relax per i clienti. Vedete le fotografie qua su in alto? Il Garage Gasparri ha sempre avuto rapporti con la famiglia Savoia, perché non si vede forse tanto. Aspettate, io zoomo, vediamo se è proprio nell'angolo in alto ci sono le foto, solo che l'inquadratura forse Sveva la dovremmo allargare un pochino. Ci sono delle fotografie con il giovane allora principe Vittorio Emanuele di Savoia. Ebbene sì, eccolo qua su in alto, qua dove sto muovendo il mouse. Lui era un ragazzino, era proprio adolescente. Ed erano, insomma, i nonni dei nostri amici Alfio e Tullio Biaggi erano in contatto con il giovane erede al trono di Casa Savoia. Poi vi faccio vedere qua la nuova area dell'accoglienza. Insomma, come vedete, le caramelle non mancano mai, io però non le tocco perché non me le posso permettere. E insomma, qui come potete ben vedere è tutto pronto per aspettarvi. L'altra cosa che vi voglio fare vedere
e che oggi c'è tanta roba in quel del lago di Como. Siamo sulla pagina di Alfa Attitude, che è una bellissima pagina, diciamolo pure, una bellissima pagina di Alfa Romeo. Allora, questo weekend al fuori concorso velocissimo ci sono qualcosa come non meno di 15 biscioni dal Museo Storico Alfa Romeo ed altre principali collezioni internazionali. Sono auto che vengono molto spesso fuori serie, vetture sportive che vengono mostrate sulle spiagge e sulle rive del lago di Como, per sottolineare l'occasione, l'edizione di quest'anno di Velocissimo, che celebra anche alcune delle più iconiche auto da corsa italiane. Ha visto anche il libro, il lancio del libro che è stato steso dall'Alfa Romeo, è stato preparato dall'Alfa Romeo sulla nascita della nuova 33 stradale, e quindi ci è spiegato come un sogno sia diventato realtà. A proposito di 33, questa è la 33 periscopica, vedete che abbiamo l'Alfa 75, questa dovrebbe essere la IMSA, correggetemi se sbaglio, che fu guidata da Giorgio Francia. Abbiamo Giulia GTA, andiamo avanti. Questo è un dettaglio stupendo della nuova 33 stradale, veramente tantissima roba. I nostri amici di Alfa Attitude fanno delle cose niente male pure loro. Guardate com'è bella la nuova 33 stradale sulle rive del lago di Como. Io devo asciugare la bava per terra, scusate un attimo. Poi abbiamo Giulia GTA di tutti i tipi, Giulia TZ, TZ1 e TZ2, le vedete? E poi la nuova versione, sempre l'omaggio fatto da Zagato. Guardate che meraviglia che c'è qua. Sempre, poi c'è sempre questa, tra l'altro questa appartiene, questa 75, come vedete, porta i colori della scuderia del Portello. Oggi ancora 33 stradale. Qua abbiamo la nuova 33 con questo bel motoscafo. Vi ricordo che l'Alfa Romeo ha anche prodotto motori marini. La 155 per il DTM, automobile che ha scritto pagine di storia e di gloria che la metà bastano. Ancora Giulia GTA, che era quella di prima. 33 stradale nuova. Eccola qua, una linea tra l'altro stupenda. Questa cos'è? La P1 mi pare, o P2 degli anni 30, no? Di prima degli anni 30 dovrebbe essere questa. Non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire fregnacce. E arriviamo a vedere l'ultima slide. Vedete che le fotografie qui non mancano e sono anche fatte con un notevole gusto. Eccolo qua, questo è il nuovo libro che è stato realizzato sulla genesi dell'Alfa 33 stradale, la nuova 33 stradale, e racconta l'impegno di tutti gli uomini dell'Alfa Romeo per realizzare questo clamoroso mezzo. È una vettura che francamente merita e non poco la vostra attenzione e il vostro interesse, per ovvi motivi. Allora, ed è una delle auto che serve a ricordare il prestigio e le capacità Alfa Romeo in tutto e per tutto. Tra l'altro pare che la Junior stia vendendo bene, quindi questo è un altro possibile motivo per incassare più soldi e fare ovviamente nuove vetture e allargare chiaramente la gamma, che è la cosa più importante. Quest'anno è cominciato abbastanza bene per l'Alfa Romeo. Francesco, allora, tutte queste bellezze in riva al lago, che ne dici? Guarda, sono opere d'arte su ruote. Io naturalmente non posso che condividere la tesi che hai espresso prima, cioè l'Alfa Romeo è storia d'Italia, oppure anche il contrario, la storia d'Italia si intreccia con l'Alfa Romeo, grandi personaggi, diciamo, di ogni categoria hanno posseduto, guidato con passione la splendida Alfa, o appunto i modelli che si sono succeduti. E in effetti, guarda, è sempre un tripudio per la vista, dal punto di vista, diciamo, proprio dell'estetica, però poi noi sappiamo quale cuore sportivo, no? Batte sotto i cofani di
di queste auto meravigliose e naturalmente anche il futuro che spero naturalmente sia radioso ancora come il passato di questa comunque 33 stradale che è un'altra meraviglia, diciamo, viaggiante. Insomma, poi diciamo Alfa Romeo vuol dire sportività, vuol dire corse, vuol dire vittorie, vuol dire primati e tecnologia sempre all'avanguardia. Oggi sappiamo, è inutile ricordarlo, ma purtroppo va detto che le auto sono dei computer su ruote, invece noi alfisti abbiamo un'altra concezione diciamo della macchina. Mi sembra che questi diciamo punti di vista si stanno un po' allontanando, ma io ho sempre fiducia che il nostro stupendo marchio, brand, come si dice in inglese, possa avere ancora i giusti eredi, ecco, di questa illustre storia. Allora senti, io visto che sono già le 9:53, mi avvierei a tirare un pochettino le somme di questa nostra di questo nostro colloquio. Due cose. Allora, una notizia di attualità, sappiate che alcuni concessionari o meglio, i concessionari Alfa Romeo in questi giorni hanno mandato delle email ai clienti dicendo loro che il 19 di giugno ci sarà una sorpresa. Alfa Romeo sapete che compie gli anni il 24 di giugno, manca un mese per il compleanno numero 115. Cosa succederà il 19 di giugno? Qualcuno dice la presentazione del nuovo Stelvio, vedremo anche questo che cosa accadrà. Io vorrei chiudere questa puntata con un omaggio, visto che il 20 maggio scorso è passato un anno dalla morte di Giorgio Langella, che è stato collaudatore magnifico dell'Alfa Romeo. Lui lavorava alla DIQUA, la divisione qualità in quel di Arese, è stato tra i padri di straordinarie vetture, tra cui l'Alfa 6, la 164, e lui era orgoglioso anche di essere stato tra i padri dell'Arna, perché diceva è una macchina figlia dell'Alfa Romeo, piena di tante qualità, e molti non lo hanno capito. Diciamo che molti non lo capirono anche per l'orribile campagna stampa che le fu fatta contro. Detto ciò, Francesco, so che tu avevi preparato un pezzo per noi, credo sia giusto per dare la carica a tutti quanti in vista di questo nuovo compleanno e nel ricordo degli amici più cari. Quindi ora tocca a te. Ma sì, un breve frammento, diciamo, dalla celeberrima aria Nessun dorma, siccome, diciamo, suonata col trombone, quindi non la voce, perché la voce non è il mio forte, però appunto siccome l'ultimo verso recita appunto vincerò, speriamo sempre appunto che la nostra amatissima Alfa Romeo possa sempre essere vincente in ogni campo e in ogni settore, questo ce l'auguriamo. Una piccola nota rapidissima sull'Arna, l'ho guidata tanti anni fa, me l'avevano data ad Alba, dove io insegnavo per i miei primi anni, diciamo, di gavetta della scuola, e me l'avevano data come autosostitutiva in quanto avevo fatto fare delle riparazioni alla mia Giulietta 1600, bellissima. E io ho trovato un'auto stupenda, a parte che i meccanici mi dissero che era una macchina che non aveva mai avuto bisogno di alcun intervento se non la manutenzione ordinaria, e la trovavo anche bella. Naturalmente, come hai detto tu, la campagna pubblicitaria fu veramente disastrosa, ma l'auto era piena di ottimi contenuti. Decisamente. Col boxer, insomma, glorioso boxer 1200, ecco, se la memoria non mi inganna, un motorino però veramente stupendo. Quindi sì. A voi, Turandot, dalla Turandot Nessun dorma. Prego maestro. Potrete naturalmente ammirare il logo che ovviamente è presente. È giusto, uno si veste secondo l'occasione, mi pare giusto. Esatto. Comunque una maglia rossa anch'io. Bene, vedi, siamo rimasti nel rosso alfa. Allora, spero che mi vediate. Sì, perfettamente. La qualità del microfono non è quella per la musica, però spero di potervi accontentare lo stesso.
Vieni più vicino perché non ti sentiamo. Più vicino ancora. Ancora un po'. No, sei proprio muto. Allora bisogna cambiare l'impostazione. Sì, perché purtroppo questi nuovi mezzi che hanno sostituito Skype hanno dimostrato di essere tutto fuorché utili per fare qualsiasi connessione. È vero. Comunque, prova un un attimo, sentiamo un po', prova microfono. Sì, vai. Adesso ci siamo. Beh, almeno l'acuto finale si è sentito. Complimenti, maestro. Bene. All'alba vincerò, la prossima volta con un microfono migliore verrà ancora meglio. Sicuramente. Grazie senti, lo stesso, grazie di a tutto. te. Senti, che cosa si fa questo weekend di Alfistico? Allora, io recentemente ho partecipato a un piccolo raduno, insomma, praticamente il club di Sestri Levante, approfitto per salutare il carissimo amico Maurizio Modesti, e a lui, anche lui alfista doc al 100%. Allora sarebbe... lo inviteremo in trasmissione. Esatto, ci sarebbe la possibilità di partecipare a una discesa in pista sul circuito Tazio Nuvolari a Pavia, però purtroppo me l'hanno prospettato per il 21 del mese. Io sarò presidente di commissione agli esami di Stato e non sono sicuro di poter partecipare. Però se non sarò lì presente col corpo, lo sarò con lo spirito, quello sicuramente. E poi, come dicevo, tutti i giorni, la mattina, quando tiro sulla la saracinesca del garage, vedo la mia Alfa e mi si illumina la vista e il cuore. Beato te, non ci si può lamentare quando ci si alza la mattina e si trova un'Alfa pronta al proprio comando. Allora, maestro, grazie ancora a Francesco Verzillo, che è stato la resident band di oggi in trasmissione. Io ho sempre sognato una resident band, ma ci abbiamo un professore di trombone, se permettete. Grazie. Assolutamente. Ci ritroviamo presto, Francesco, grazie. Grazie Tonino, ancora di tutto, e ancora a voi. Di nuovo grazie a voi tutti e ci ritroviamo tra una settimana, o se preferite lunedì alle 7:30 con la rassegna stampa. Grazie a tutti, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire e forza Alfa Romeo sempre. Buona giornata. Avete ascoltato il Garage